Tragedia ieri sera a Nuoro. Un 61enne è stato estratto ancora vivo da un appartamento in fiamme nel complesso popolare chiamato Il Trenino. Un incendio improvviso, fumo ovunque, è una domanda che dobbiamo farci tutti qui in Sardegna. Come può un uomo ritrovarsi intrappolato così, in pochi secondi? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di entrare nei dettagli di questa tragedia, ti chiedo gentilmente di iscriverti e lasciare un like a questo video. È il modo migliore per far arrivare queste storie importanti a più sardi possibile. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando i vicini di Nuoro hanno visto il fumo uscire dalla porta dell'appartamento. Dentro i soccorritori hanno trovato Giovanni Antonio Ladu, 61 anni, riverso su un materasso ormai avvolto dalle fiamme. Era ancora cosciente, nonostante ustioni gravissime su volto, torace e gran parte del corpo. Ma cosa ha scatenato davvero l'incendio in quell'abitazione del quartiere Nuraga e a Nuoro? La prima ipotesi degli investigatori parla di una stufetta elettrica trovata ancora accesa, troppo vicino al materasso posato a terra. I vigili del fuoco di Nuoro hanno dovuto forzare l'ingresso. Il rogo era talmente intenso che per alcuni minuti entrare era impossibile. L'uomo è stato portato prima all'ospedale San Francesco di Nuoro, poi trasferito al centro Grandi Ustionati di Sassari, dove è morto durante la notte a causa delle ustioni. La Polizia di Stato sta continuando le indagini per chiarire ogni dettaglio della dinamica. L'appartamento, secondo i soccorritori, si presentava in una situazione di forte disagio e totalmente invaso dal fumo. Una tragedia che colpisce ancora una volta Nuoro e che apre gli occhi su quanto sia fragile la sicurezza dentro le nostre case. Se vuoi che notizie così non passino sotto silenzio, sostieni il canale con un like e l'iscrizione. Secondo te, si poteva evitare una tragedia del genere? Mi piacerebbe leggere il tuo pensiero. Grazie davvero per aver scelto di rimanere a seguire questo video. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo aggiornamento dall'Isola Informa.